Ciao a tutti, sono Riccardo Iuri, presidente dell'Associazione Cuochi di Udine. Oggi qui a Terrazza Mare di Lignano c'è stato un bellissimo convegno dove tutti noi cuochi e ringrazio anche tutte le scuole della provincia hanno partecipato nella discussione molto bella tra di noi su cos'è l'associazione, il convegno dei cuochi e rappresentative giovani nelle squadre che andremo a rappresentare la nostra terra e i nostri prodotti in campo nazionale e internazionale. Abbiamo avuto dei grandi personaggi come Rocco Pozzullo, presidente nazionale, Roberto Rosati, presidente del DSE, non è mancato Riccardo Carnevali, responsabile delle social della federazione, e Rosanina Del Santo, che è la responsabile degli allergeni della federazione. Quindi abbiamo avuto un bel dibattimento, una bella discussione in tutto a 360 gradi e devo ringraziare tutti i nostri partner che ci hanno aiutato a far sì che questa manifestazione avvenisse al meglio. Grazie. È un convegno molto importante, Friuli Terra di Cuochi, perché rappresenta un fondamentale della cucina italiana, la cucina friulana con i suoi grandi prodotti, e non dimentichiamo poi, essendo Federazione Italiana Cuochi, i professionisti, coloro che questi prodotti li devono prima di tutto conoscere e poi saperli trasformare. È stata una giornata importante per un altro motivo. Ho visto tanti ragazzi delle scuole alberghiere, dei centri di formazione, che hanno assistito con grande interesse a quello che erano le varie esperienze della Federazione Italiana Cuochi e di altri chef che sono intervenuti. Veramente i miei complimenti vanno, come già ho detto in precedenza, a Iuri Riccardo, che è il presidente dei Cuochi di Udine, ma allo stesso tempo a tutto il suo direttivo, a coloro che ci credono nell'associazione. Anche il Dipartimento Solidarietà e Emergenze partecipa a questa importante manifestazione per l'ennesima volta sul territorio friulano, con gli amici del Friuli Venezia Giulia e di Udine, che ci hanno riservato la solita grande accoglienza, dimostrando veramente di avere un'associazione molto attiva e anche molto solidale, perché con Giorgio Bullato, con Iuri Riccardo e con tutti gli altri fanno veramente grandissime attività e sociali e culturali. Questa sera, sempre in Terrazza Mare, abbiamo un bel evento promuovendo i prodotti della nostra regione assieme allo chef stellato Paolo Cappuccio. Come associazione abbiamo i nostri chef associati che prepareranno un bellissimo menù, i quali valorizzeranno i prodotti regionali. Lo scopo di questa serata è riuscire a raccogliere i fondi per poi far partecipare la squadra friulana ai campionati del mondo di cucina fredda che si svolgerà in Lussemburgo a fine novembre. Salve a tutti, sono Businaro Alessandro, titolare del ristorante da Boschet, e oggi, in occasione dell'evento Friuli Terra di Cuochi, ho presentato un piatto che si intitola calamaro con polvere di nero di seppia, fungo trombetta di morto, crema di zucca e aglio. E partiamo dalla crema di zucca cotta a 160 gradi in forno, dopodiché frullata e aggiustata di densità con la sua acqua di cottura. Cuciniamo i funghi nella maniera più tradizionale, aglio, olio e una fogliolina di alloro. Dopodiché abbiamo l'aglio che viene sbollentato per 7 volte, cambiando ogni volta l'acqua appunto di cottura, e viene solo emulsionato con dell'olio di oliva e frullato. E alla fine di tutto appunto si scotta il calamaro con la polvere di nero di seppia e si assembla il tutto.